Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano con queste sibille interattive dal titolo Amore complicato o andrà tutto bene. Ma prima di iniziare il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di The Gara Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri bellissimi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 il The Gara Marietto Veneziano coadiuvati da Milias tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati, più o meno siamo su 170 persone e mi ricordo anche che alla sera su questo canale di Telegram ogni giorno alle 21 il The Guard sta promuovendo una protezione per l'Italia, che si tratta praticamente di un cerchio di fuoco, di un muro di fuoco invalicabile per questi momenti in cui siamo un po' tutti sotto pressione. Detto questo, i link li trovate qui sotto in descrizione. Se volete anche fare un commento qui sotto la descrizione potete pure farlo per il vostro Marietto Veneziano. Bene cari amici, iniziamo queste sibille interattive per la domanda: è un amore complicato oppure andrà tutto bene? Facciamo quindi una bella mischiatina veloce, in modo che le sibille chiacchierine ci diano un aiuto, e vediamo con i 3 mazzetti cosa risponde alle nostre sibille chiacchierine. Bene, primo mazzetto, secondo mazzetto e terzo mazzetto. Abbiamo i nostri 3 bei mazzetti delle nostre sibille chiacchierine, mettiamoli bene a favore di camera, concentratevi, respirate profondamente, entrate in sintonia. Mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Se volete fermate pure anche il video, così che possiate sentire le vibrazioni del mazzetto che è più vicino a voi nella domanda: amore complicato oppure andrà tutto bene, cari amici? 1, 2, 3. Ripeto, 3, 2, 1. Bene, adesso abbiamo lasciato il tempo per entrare in vibrazione in risonanza col mazzetto, e iniziamo dal mazzetto numero 1 alla domanda: amore complicato oppure andrà tutto bene? Gran Signore, allegrezza al cuore, amore, conversazione e donna maritata. Beh, qui c'è proprio poco da dire. Amore, allegrezza Signore, Gran Signore, donna maritata, conversazione. Chiunque abbia scelto questa stesa qui è un amore che andrà tutto bene. Lui sicuramente è un gran personaggio, vi porterà sempre delle benedizioni, vedete l'angioletto amore, conversazione, e voi siete una persona stabile. Quindi chi ha scelto la prima stesa non c'è niente da dire, è un 6 all'8 o un 13 al Totocalcio. La coppia perfetta sicuramente è molto vicino a essere quello che si pensa l'anima gemella, e se non è quasi facsimile, è una cosa perfetta. Quindi il vostro amore con queste carte è indescrivibile come sono belle, troppo belle. Bene, siete una persona stabile, lui è un gran personaggio e l'amore c'è e siete felici con lui, quindi la prima stesa è molto propositiva. Bene, vediamo la seconda stesa invece com'è. Casa, militare, prigione, vedovo e disgrazia. La seconda stesa invece è proprio una salita, è un'arrampicata tipo Himalaya. A parte la casa che dà consolazione e dà sicurezza, questo personaggio o questa signora ha molti segreti, vi tiene legato, e qui vedete. Quindi, cari miei, chi ha scelto la stesa numero 2, vedete, ci saranno dei rimpianti, dei legamenti, e alla fine sarà un disastro. Quindi chi ha scelto la stesa numero 2 è come si dice, un'unione tutta in salita senza nessun tipo di possibilità. Una carta durissima, quella della disgrazia, anticipata da vedovo. Vuol dire che questo rapporto qui che avete con questo personaggio, questa persona o donna, che sia maschile o femminile, è una persona molto sofferta. Vedete che voi vi sentite praticamente legati, e tiene molti segreti nei vostri confronti, e famono molto. Se avete ancora dei rapporti, vi troverete in una situazione veramente in salita, e la carta più pesante delle sibille, la disgrazia,
non lascia dubbi. Quindi se nel primo mazzetto una fortuna sfacciata in questo rapporto idilliaco di amore, nel secondo mazzetto si salvi chi può. Vediamo il terzo mazzetto: domestico, fedeltà, dispiacere, costanza e lettera. Invece il terzo mazzetto sembra più equilibrato, dà più, come si suol dire, se il primo mazzetto era qualcosa di veramente idilliaco, il secondo mazzetto una discesa impossibile, nel terzo mazzetto vediamo che con fedeltà avete qualche dispiacere, però con la vostra costanza avrete dei messaggi propositivi perché avete fedeltà. Quindi questa fedeltà, successo amoroso, anche se voi riceverete una brutta notizia, ma avete costanza e sarete però aiutati da una persona giovane che vi, come si suol dire, vi seguirà, vi aiuterà in questo percorso amoroso. Quindi questo dispiacere molto probabilmente è un po' dovuto a non una falsa visione di quello che avete, ma diciamo che avete degli alti e bassi, però non, come si dice, non amareggiatevi, perché quella persona è una persona prima di tutto fedele, e poi diciamo che avete un aiuto dietro le quinte, magari anche una persona spirituale, magari un'entità, e con la vostra, vedete, costanza terrete sicuramente come si suol dire, un legame molto forte e profondo. Attenzione, perché avrete una bella notizia, quindi la costanza, la notizia e l'aiuto della fedeltà col domestico in un certo senso faranno andare via questi dispiaceri che in questo momento potreste avere. Quindi non, come si suol dire, non disperate. Una carta su 5 che sono, una è solo sfavorevole, tutte le altre portano targate riuscita nel vostro rapporto. Quindi chi ha scelto la stesa numero 3, diciamo che anche se si sente un attimino giù, in questo momento avrà sicuramente degli esiti positivi. Allora riprendiamo. Mazzetto numero 1, bellissimo rapporto. Mazzetto numero 2, attenzione, prendete subito una scialuppa di salvataggio e remate più lontano che potete da questa nave. E mazzetto numero 3, cari amici, non illudetevi, però andrà tutto bene, ve lo dice la Sibilla nel mazzetto numero 3 del vostro marietto veneziano. Bene, cari amici, detto questo, per le Sibille interattive amore complicato oppure andrà tutto bene, il vostro marietto prendo l'occasione per salutarvi e ringraziarvi che mi avete seguito fino qui, e vi chiedo, se non vi siete ancora iscritti, di iscrivervi al canale del Legale Manetto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!